Allora, dicevamo, opere importanti che devono essere fatte, invece siamo ancora al palo. E tra l'altro, chiacchierando fuori onda, era emerso l'altra questione che volevo affrontare con lei, del problema tra le varie opere che mancano alloggi per gli studenti. È una città universitaria, però per gli studenti, lamentano gli studenti stessi e le loro famiglie che non c'è posto, non c'è più posto. Cosa è successo? Cosa sta succedendo? Dal punto di vista proprio, diciamo, universitario, è un risultato importante, perché vuol dire che a Padova si sono iscritti più studenti e quindi questo fa piacere per l'università, per la città, per il sistema. Però c'è un altro aspetto: abbiamo avuto un incremento anche di richieste, perché sono durante la pandemia più infermieri, più medici, e quindi anche il sistema sanitario è stato un sistema che è stato molto in movimento, e quindi oggi ci siamo accorti che la città non sta offrendo ospitalità come dovrebbe offrire, visto che abbiamo una delle università più importanti al mondo. Ecco che bisognerà intervenire con studentati. So che ce ne sono già 3 che dovrebbero sorgere, però ci vuole tempo per fare queste opere qua, almeno 2 o 3 anni, però ci sono. Ecco, io marco sempre questa lentezza nel prendere certe decisioni. La prospettiva che Padova aumentasse dal punto di vista proprio dei studenti era nell'aria. Insomma, anche l'ultimo rettorato fatto, che diciamo è quello che io ho vissuto più da vicino, è stato un grande rettorato, quindi io dico che si poteva ipotizzare la crescita di studenti a Padova. Poi durante la pandemia, insomma, anche, diciamo, i nostri medici, i nostri professori hanno avuto un risalto importante, però non riusciamo mai a far tesoro di queste situazioni qua, dobbiamo imparare. Alcuni hanno puntato il dito dicendo che durante la pandemia gli studenti sono andati via, i proprietari di immobili hanno fatto qualche attività, li hanno rinnovati, hanno scoperto che rende di più darli nelle locazioni turistiche che non nelle locazioni studentesche, ed è stata questa un po' la ragione per la quale gli immobili non sono stati più affittati, perché darli agli studenti, insomma, si sa che non è che fanno una fine stupenda, restano degradati o si degradano, si rovinano, non sono neanche più utilizzabili per famiglie normali se non con spese ingenti, e questo è stato un po' il meccanismo che si è attuato. Che cosa potete dire a questo? Posso dire che anche il riconoscimento UNESCO è un altro grande traguardo per la nostra città, quindi ha portato anche questo turismo che anche durante i weekend, quindi ha trovato uno sfogo in più anche nell'occupare gli appartamenti a uso turistico, e quindi anche questo è stato una grande, diciamo, soddisfazione dal punto di vista proprio turistico commerciale. Però non dobbiamo mai, facciamo una cosa nuova, abbandonare la vecchia, perché quella che ci ha sempre sostenuto e che ci ha sempre fatto crescere come città sono stati sempre i studenti. Per me i studenti sono un valore importantissimo. Se pensiamo che all'anno un studente porta un indotto di 500-600 milioni all'anno alla nostra città, dobbiamo assolutamente capire e rendere interessante questo business qua. Ecco che allora c'è bisogno appunto di mettere a posto gli appartamenti, darli ai studenti e darli a uso turistico. Una città che vuole crescere non può avere un unico obiettivo, ma deve avere diversi obiettivi. Con le tasse, che dice di non mettere ma che mette senza dire niente, questo governo altro che partenza dei risparmi, basta guardare le bollette, consumi 1, paghi 4, e qui torniamo al discorso degli veri rincari che potrebbero frenare drammaticamente i consumi, tra l'altro. Questo spettatore ha completamente ragione, perché il governo è partito con un messaggio che ha detto: in questo momento non bisogna togliere ma bisogna dare, però alla fine bisogna capire cosa mi dai e cosa mi togli. Se è più quello che mi togli che quello che mi dai, è un vaso con un buco sotto, per quanto tu riempia di acqua va sempre fuori, e questo purtroppo si sta manifestando, nonostante che ancora il debito pubblico sia cresciuto, e quindi prima o poi dobbiamo ripagare anche un debito pubblico, e qui io la vedo con un po' di preoccupazione.
situazione qua. Diciamo che gli aumenti dell'energia elettrica o del gas o di tutte le materie prime sono legati anche a delle situazioni un po' complementari, però sono sempre situazioni che vanno ad aggravare il nostro PIL e che vanno ad aggravare la nostra spesa quotidiana, insomma. Ecco, tra l'altro associazioni di consumatori hanno riscontrato questo aumento dei prezzi al consumo dei beni alimentari che non si aspettavano, dei beni di consumo primario per le persone, e hanno fatto anche un appello al Presidente della Regione, insomma, hanno lamentato questa situazione. Burocrazia, lotta alla burocrazia, bisogna ridurre la burocrazia. Da quando ero bambino che lo sento dire, adesso sono vecchio, metà della foresta amazzonica è andata persa solo per la carta sprecata in Italia. Quello della burocrazia, vabbè, è un problema che appunto anche lei accennava e sembra che non trovi soluzione. Anche se devo dire una cosa che nonostante tutto, le nostre attività hanno cercato sempre e comunque di diciamo, accorparsi gli aumenti, e ancora ad oggi non è che sia partita la spirale degli aumenti in maniera vertiginosa, anzi stiamo cercando di calmierare il più possibile, perché siamo coscienti del momento che stiamo attraversando, e in altri ambiti non è proprio andata così, quindi sì. Gli aumenti ci sono frequenti, vediamo soprattutto il pane, che è un prodotto, insomma, primario nelle nostre tavole. Le farine sono cresciute su una maniera quasi il 200%, e quindi sono cifre esorbitanti, le materie prime che non arrivano, il costo anche dei trasporti che sono aumentati, e chiaramente chi la fa da padrone in questi ambiti qua? Le vendite online che, ma non in quanto le vendite online fatte dal piccolo commerciante che cerca di avere appunto la visibilità che potrebbe dare uno sfogo, diciamo, al suo fatturato, ma bensì dei grandi gruppi, quelli che governano il mondo, che alla fine si traduce tutto là. Infatti, di cui lei ha fatto anche una ricerca molto approfondita, esatto, e quindi sono queste le situazioni che ti mettono a dura prova, e poi dobbiamo anche essere attenti e coscienti che ormai al mondo delle imprese si avvicinano sempre meno giovani. Ma non come collaboratori, si avvicinano sempre di meno a fare impresa, e quindi se noi non istituiremo velocemente anche proprio una scuola di impresa per portare sempre di più giovani nel mondo dell'impresa, diventerà difficile per noi mantenerci e tenere dei capisaldi importanti, e dopo di che vediamo, insomma, i grandi gruppi saranno quelli che ci diranno cosa dobbiamo mangiare e come dobbiamo vestirci. Io questo mondo spero di non voglio neanche immaginarlo, però insomma dobbiamo fare la nostra parte, perché dopo non è colpa degli altri, è colpa nostra. Assolutamente, c'era un messaggio che commentava un po' quanto stava raccontando prima lei, dicendo se devono fare fermate del treno Padova verrebbe saltata comunque, ma eccolo qua, se ci devono essere solo 2 fermate di treno tra Milano e Venezia, Padova la saltano, ma ha perso di appeal come città, perché ovviamente tolgono le fermate, cioè riducono gli orari eccetera, a fronte di una minor fruizione della tratta. Che cosa è successo? Padova non verrebbe saltata comunque, perché è uno nodo ferroviario importantissimo, sì, quindi non verrebbe saltata, però chiaramente se tu fai Padova-Verona, fai Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, non è più un'alta velocità, ma diventa quasi un treno locale, quindi ecco, se invece fai Milano, Padova, Venezia, allora in tempi utili, come fanno anche la Milano-Torino, insomma, no? È Milano-Torino che ci metti 40 minuti a fare la Milano-Torino. La velocità oggi è fondamentale, specialmente per un imprenditore, persone che si muovono per lavoro, per 1000 motivi è fondamentale avere questo tipo di trasporto, e noi purtroppo siamo ancora distanti anni luce. Siamo assolutamente sì. Stavo accennando prima, ne volevamo parlare, situazione turistica com'è andata durante il seguito dell'estate? In generale un po'. Durante l'estate, diciamo, siamo stati premiati, e anche in maniera importante, perché il turismo è arrivato.
poi adesso che anche le compagnie aeree, sento che anche l'America ha liberato un po' i voli verso l'Italia, quindi questo dovrebbe portare soddisfazione nel nostro territorio, e quindi dopo anche gli eventi, appunto Padova, come Padova, Urbus Picta ha portato veramente un indotto importante, nonostante che l'abbia pagato, diciamo, con la pandemia prima, però adesso sta dando parecchia soddisfazione. Adesso, se vedi, per Padova ci sono molti turisti, come Venezia sono tornati i turisti, quindi le nostre città del nostro territorio si stanno affollando. Adesso dobbiamo essere noi bravi a dare un servizio innovativo, un servizio intelligente. Che non sia la solita cosa. Esatto, accogliere in maniera giusta i nostri ospiti che arrivano nelle nostre città, e soprattutto dobbiamo anche comunque fare molta cultura, dobbiamo crescere anche da questo punto di vista. Ecco, secondo lei sono stati soddisfatti, non siete riusciti a fare un po' delle indagini, dei sondaggi, i turisti che sono transitati per la regione, per il Veneto, dalle montagne al mare, alle città d'arte, sono stati gratificati o hanno trovato qualcosa ancora che non andava? Beh, nel nostro territorio sono gratificati dallo spettacolo che offriamo, quindi già quello è già che abbiamo ereditato. Poi, ma i servizi, chiaramente, come dicevo prima, ci mancano le infrastrutture. Tu non puoi tenere in strada 3-4 ore per fare uno spostamento di 20 km, 30 km, una persona in macchina, non lo puoi fare. Ci mancano i collegamenti con l'aeroporto, uno arriva all'aeroporto, non sa come muoversi, o paga cifre pazzesche. O cifre pazzesche per arrivare sulla città più vicina che vuole. Insomma, ecco, lì dobbiamo assolutamente cominciare ad avere quella visione proprio di programmazione infrastrutturale che serve al nostro territorio. Io mi sto occupando di queste cose perché le sto vivendo in prima persona, per cercare di avere, diciamo, un quadro completo di quali possono essere le infrastrutture che in questo momento possono far crescere il nostro territorio in maniera importante. Al momento che le avrò pronte le consegnerò al nostro governatore, che devo dire è molto sensibile a queste cose, perché insomma è cosciente anche lui che qualche negligenza c'è nel nostro territorio, quindi lo affronteremo e poi ci proporremo come progetto al piano PNRR per dopo avere giusto i contributi che servono per mettere in atto questi progetti. Insomma. Assolutamente. Torniamo su questi temi e accenneremo anche il discorso del Green Pass, che comunque sta accendendo gli animi in questo periodo, se vi coinvolge oppure no, che cosa ne pensa. A tra poco.